Amici di Sgaia Land Magazine, buongiorno da Castelfranco Veneto, dove oggi abbiamo incontrato, è qui con me, lo vedete, l'assessore alla cultura e al turismo di Treviso, Lavinia Colonna Preti. Buongiorno a tutti. Buongiorno Lavinia. Oggi insomma si inaugura ufficialmente anche il nuovo anno accademico del Conservatorio Stefani. Tra l'altro sappiamo esserci un legame particolare con Castelfranco, perché? Sì, infatti dietro di noi c'è la via Francesco Maria Preti, quindi una delle ragioni per cui sono qui all'inaugurazione dell'anno accademico è perché un mio avo è Francesco Maria Preti, quindi proprio colui che ha fatto il primo progetto architettonico del teatro di Castelfranco Veneto. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, Assessore, sul nostro magazine. Quest'anno a Treviso si preannuncia una stagione natalizia davvero sfolgorante, un sacco di eventi dedicati davvero a tutti, grandi, piccini, professionisti, casalinghe, quindi un programma in grado di soddisfare tutti i gusti. Vogliamo fare qualche highlight, qualche focus su degli eventi principali imperdibili? Assolutamente sì, imperdibili. Una data è il 30 novembre da segnarsi alle 5:30, quando ci sarà l'inaugurazione della Loggia Incantata. La Loggia Incantata è questa super installazione, è uno dei monumenti più importanti di Treviso, che è la Loggia dei Cavalieri, che verrà avvolta da più di 100 piante, alte più di 10 metri, piene di lucine, e ogni sera dal 30 novembre fino al 6 gennaio ci sarà un evento di ogni tipo, quindi aspettatevi masterclass con chef stellati, concerti, presentazioni di libri, giochi per bambini, spettacoli per bambini, quindi insomma il calendario si può trovare sulla pagina Facebook, certo. Treviso e la Foresta Incantata, oppure insomma chiaramente sul sito del comune. Quindi assolutamente l'inaugurazione è il 30 novembre. Poi direi che un altro appuntamento da non mancare, che quest'anno sarà molto speciale, invece è l'8 dicembre alle 5 di pomeriggio, e ci sarà la cerimonia di accensione dell'albero di Natale. Anche quest'anno ci sono tante novità, perché grazie a una collaborazione con Coin l'albero sarà veramente wow, sarà illuminato da oltre 100.000 luci a LED, e per la cerimonia di inaugurazione saranno con noi, oltre ovviamente alle istituzioni, quindi il nostro sindaco Comune di Brunico che ci ha donato l'albero, anche le 3 squadre, insomma il mondo sportivo trevigiano, quindi il basket, rugby e la pallavolo, e l'accensione sarà scenografica, e su cui il clou per cui tutti devono partecipare, saranno riprese da 2 droni che con tecnica cinematografica dell'Hyperlapse riprenderanno tutta l'accensione. Poi questo video diventerà il video di auguri della città di Treviso a tutti, quindi insomma dovete esserci assolutamente. Beh, direi di sì, sicuramente degli eventi curiosi a cui non mancare. E un'altra cosa molto interessante, tra l'altro anche per i nostri lettori che sono molto digital, Assessore, so che c'è un contest fotografico, quindi non ne abbiamo parlato sul magazine. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta? Certo, anche perché dovete partecipare sin da subito, proprio perché Treviso sarà particolarmente addobbata a festa per queste feste. Da oggi fino al 2 dicembre potete postare una foto di Treviso, meglio se della Treviso natalizia, e basta mettere l'hashtag 3 col numero 3 viso, quindi 3 col numero, incanta, e potrete partecipare. Si vincerà un drone e altri premi sono messi a disposizione dal negozio Apple, il migliore seller di Treviso, fino al 2, perché poi il 2 ci sarà un altro evento sempre alle 5:30 di pomeriggio, con la cerimonia di presentazione, ma anche tantissime novità. Ci sarà una gabbia dove verrà fatta una dimostrazione di volo dei droni, ci sarà un altro contest legato ai tattoo e alla tavoletta Apple digitale, insomma tante belle novità. Quindi un Natale scintillante, ma anche molto digitale quello di Treviso quest'anno. Allora stiamo a vedere cosa succederà. Assessore, allora grazie mille per tutte queste informazioni. Voi, mi raccomando, occhi puntati sul Natale trevigiano. Assolutamente, vi aspetto tutti a Treviso, mi raccomando, controllate le pagine Facebook e Instagram, Treviso e la Foresta Incantata, vi aspetto. Noi nel frattempo andiamo a scoperta di altre meraviglie di Castelfranco Veneto. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Guida alla Sgaia con Ceccato Motors. Ciao a tutti da me e dall'assessore Lavinia Colonna Preti. Ciao.